Vado quando voglio io. Vai. Intanto vi volevo fare i complimenti per il sito, che è sempre molto aggiornato, è divertente, è spassoso, coinvolge gli addetti ai lavori e vi invito il più velocemente possibile a aggiornare la parte che riguarda i sondaggi, che secondo me è veramente gustosa. Vabbè, ne terremo conto a fine campionato. Adesso possiamo partire. Vai. È tutto fuori onda questo. Cioè non l'hai registrato? Non l'ho registrato, ma andrà fuori onda. Eccoci qua con Andrea Mamelli, direttore sportivo della Nuorese, matricola al campionato di promozione, però questa definizione è un po' riduttiva per le vostre ambizioni. Beh, è riduttiva intanto per la città di Nuoro, che quando si presenta in un campionato, soprattutto come questi campionati dilettanti, non può essere mai considerata una matricola, e quindi è ovvio che veniamo da 2 campionati di promozione consecutivi, però di cui l'ultimo vinto, però siamo sempre la Nuorese, ecco. Ecco, come Nuorese siete riusciti a far venire a Nuoro pezzi grossi, insomma, giocatori di categoria superiore, dopo Siazzo e Marras quest'anno, insomma, è arrivato Soro, Lantieri, insomma, Garau, assolutamente non hanno bisogno di presentazioni. Beh, è stato il richiamo della storia della Nuorese, oltre che il progetto di quest'anno a coinvolgerli, che ci ha dato una grossa mano a riuscire a portarli qua. Tanto è un orgoglio avere giocatori di questa portata con noi, e per loro evidentemente giocare alla Nuorese in eccellenza non è la stessa cosa che giocare da altre parti. Certo. Qual è stata la risposta della città in quest'estate? Il Presidente in passato ha sempre chiesto un maggiore apporto ai tifosi, un sostegno, perché è fondamentale appunto per vincere il campionato. Beh, intanto quello concreto lo vedremo domenica prossima con gli ingressi al campo. C'è certamente tanta curiosità, tanta aspettativa da parte della città, e questa non manca sicuramente. Le pacche sulle spalle non mancano, speriamo che alle pacche sulle spalle poi seguano anche i fatti e che la gente si appassioni e venga pagando il biglietto a vedere le gesta dei ragazzi della Nuorese. Quest'anno si è parlato di crisi di liquidità per le società sarde, un mercato che è rimasto a lungo in stand by, poi alla fine colpi grossi chi poteva li ha piazzati. Beh, ma è stato così, è stato un mercato abbastanza asfittico per lunga parte dell'estate. È anche vero che però i calciatori più importanti hanno accettato una politica, come dire, di ridimensionamento, di rientro nei ranghi, di riportarsi a rimborsi che siano accettabili per la società. I nostri calciatori hanno capito, quelli che hanno accettato il nostro progetto, hanno capito questo discorso, perché le ragazze intelligenti come sono si rendono conto, guardandosi attorno, che l'economia è quella che è, però allo stesso tempo i progetti si possono portare avanti anche in ristrettezza. Certo. Per quanto riguarda il campionato, insomma, ci sono grandi piazze come Olbia, Sassari, ovviamente dopo voi. Ecco, cosa servirà per arrivare davanti a tutti? Servirà tanta costanza, tanta capacità di andare avanti e nei momenti difficili, nella sofferenza. Non sarà un campionato dominato da nessuno in ogni caso, e chi avrà più forza nei momenti difficili sarà la squadra che si porterà più avanti. È un campionato secondo me tra i più interessanti ed esaltanti degli ultimi 6 o 7 anni di eccellenza. Annovera squadre che hanno blasone, che hanno fatto la C anche negli ultimi anni. Devo dire che da sportivo mi rammarico che manchi solo il Tempio, per il resto c'è veramente tutto, dal Sant'Elena alla Torres, alla Nuorese, al Carbonia, non dimentichiamoci il Carbonia, ci sono veramente tutti. Per chiudere, siete a posto così o avete ancora intenzione di ritoccare la squadra? Come è nostro costume negli ultimi anni, dopo che abbiamo fatto la squadra non ci piace ritoccarla. Siamo forse un po' presuntuosi nel pensare che evidentemente l'abbiamo fatta sufficientemente bene, poi ovviamente aspettiamo il verdetto del campo già a partire da domenica,
però non abbiamo in programma nessun colpo di mercato. Va bene, ok, prendiamo per buone le parole del direttore sportivo lanorese Andrea Mameli e ovviamente un grande in bocca al lupo a tutto lo staff guidato dal presidente Cucuru e alla società per questa nuova avventura nel campionato di eccellenza. Io ringrazio voi e vi faccio ancora complimenti per il sito. Grazie.